Nadal Wine, un'azienda che produce vini organici e naturali, ne parliamo con Alberto Nadal. È un ritorno, è vero, dopo 10 anni passati insomma all'estero tra Francia, Germania, su grosse fiere internazionali, abbiamo deciso di tornare oggi a Vinitaly perché comunque è una grande vetrina e il vino italiano oggi è apprezzato come tutto il food nel mondo, sempre di più, e poi insomma bisogna anche dire che negli ultimi anni Vinitaly ha investito per portare di nuovo tanti importatori a incontrare i produttori direttamente qui in Italia. Parliamo di Organic Wine, che è una parte dell'azienda Nadal. Sì, noi abbiamo due aree di produzione principalmente che poi si ritrovano in un'unica azienda, però una più vocata in provincia di Venezia alla viticoltura sostenibile, quindi è biologico, dove è più arieggiato e quindi si può fare il bio, e una invece a lotta integrata dove è l'azienda storica. E questo è molto apprezzato dai clienti anche esteri perché comunque dove c'è certificazione c'è qualità e dove c'è qualità comunque c'è sicurezza di un prodotto salubre e anche buono. Allora, sono apprezzati dai clienti esteri e qui ne abbiamo un esempio, Alberto Nadal. Sì, qui oggi abbiamo portato anche un Wildbacher, che è questo vitigno di origine austriaca e che è stato portato in Italia dopo la seconda guerra mondiale. È stato recuperato da penso due o tre cantine in Italia e è diventato un vitigno autoctono nostro che fa un invecchiamento di un paio d'anni molto buono e apprezzato. Oggi pensiamo che il nostro primo cliente di questo vino, oltre all'Horeca italiano, è il mercato irlandese, e quindi diciamo è anche bello riscoprire queste varietà autoctone, perché comunque il cliente anche estero cerca quelle peculiarità, quelle piccole produzioni che non si trovano dappertutto.